now the end is near, and so I face. Eccola qui, la famosa lettera 22, l'inconfondibile macchina da scrivere con la quale scrittori e giornalisti come Enzo Biagi e Indro Montanelli firmarono i loro più famosi reportage. Ma c'è anche la Lexicon 80 del 48 e la macchina da calcolo Divisumma 24 del 54. Un piccolo grande pezzo di storia italiana che oggi rivive qui nel negozio Olivetti di Piazza San Marco a Venezia, appena restaurato dal FAI. Dal 22 aprile, dunque, per la prima volta il Fondo Ambiente Italiano sbarca a Venezia, mettendo a disposizione del pubblico un bene di eccellenza, un capolavoro dell'architettura moderna italiana, il negozio Olivetti realizzato nel 1958 per Adriano Olivetti da Carlo Scarpa, uno dei più grandi architetti del Novecento, dato incomodato al FAI da Assicurazioni Generali, proprietaria dell'immobile. Questo non è un negozio, è un monumento, è un miracolo dell'architettura del XX secolo e quindi come tale è giusto trattarlo, è giusto conservarlo, amarlo e rispettarlo. Oltretutto il restauro ne ha portato fuori tutta la qualità e anche tutta la genialità da un punto di vista architettonico. Adriano Olivetti è stato un personaggio straordinario perché ha intuito, affidando all'architetto Scarpa questo compito, che ne sarebbe uscito qualcosa di irripetibile. È anche un segnale per il futuro, coniugare magari l'arte alla tecnologia. È un segnale anche per il futuro, nel senso che tutto quello che fa parte della nostra storia e quindi della nostra identità e dà delle qualità eccelse, come in questo caso, merita di essere valorizzato e tutelato, comunque non abbandonato, perché facendolo si abbandona una parte di noi stessi. La storia del negozio Olivetti inizia alla fine degli anni 50, quando Adriano Olivetti, grande e illuminato capitano d'industria, chiese all'architetto veneziano Carlo Scarpa di realizzare una vetrina prestigiosa ed elegante che mettesse in mostra nel cuore di Piazza San Marco i prodotti della propria azienda, un'impresa all'avanguardia dal punto di vista tecnologico, ma anche caratterizzata da una forte presenza in ambito culturale. Fu così che Scarpa regalò a Venezia questa raffinata opera d'arte, capace di unire attraverso la cura del dettaglio e l'attenzione alla luce e alle forme il passato e il presente della città. My share of losing. And now, as tears subside, I find. Il recupero, tra l'altro, non solo eviterà l'abbandono di una testimonianza artistica preziosa, ma restituirà al negozio la sua funzione originale. L'Olivetti, infatti, ha donato al FAI una collezione di macchine da scrivere e da calcolo storiche, e queste sale, oltre che la sede veneziana del FAI, torneranno ad essere anche uno showroom, una sorta di museo dove rivivere l'atmosfera di una grande stagione dell'industria italiana. Un gioiello veneziano, per fortuna, salvato dall'oblio. Venezia è patrimonio dell'umanità, quindi evidentemente i beni qui sono ovunque, ogni passo, ogni minuto. Adesso abbiamo messo la nostra presenza a Venezia e l'abbiamo messa per un bene di altissima qualità. Il futuro vedremo.